E Wayu, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi vedrete uno dei video più strani in assoluto del mio canale. Wayu, un qualcosa di assurdo mi è successo in questo video, parte con un'idea e finisce con tutt'altro. Non voglio spoilerarvi niente, dovete godervi il video dall'inizio alla fine, cioè dovete guardarvelo senza perdervi nessuna parte perché sennò non riuscite a capire effettivamente cosa succede. Voi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, arriviamo a 100.000 iscritti per il mega evento con voi protagonisti e scrivetemi qui sotto nei commenti le vostre scarpe più costose, quanto vi sono costate. Vi leggo tutti, sono curioso. Anta? Facciamo Una coppia esotica che non vi sì. aspettavate, ma c'è un motivo, dopo ve lo spiego. Ah sì? Eh sì, andate. Signori, è come nelle grandi occasioni centro Campania. Dove tutto? Si può, è perché comunque ci sta tanto da vedere, tanto da Tanta girare. scelta, si possono dei vari negozi. Io spero che comunque la Nike o la Nike, perché così dicono gli esperti, abbia il mio paio di scarpe che ho già in mente, diciamo c'ho un colore in mente. E tra l'altro vi svelo il motivo per cui ho chiamato Antonio, sta coppia molto esotica, perché la Total 90 finalmente sono tornate. Sto parlando delle scarpe più iconiche di sempre e che sicuramente almeno uno di voi che sta guardando questo video le ha avute nella sua vita. Andrò a comprare, sperando sempre che trovo, le nuove Nike Total 90 3. Comunque sono uscite le nuove Nike Total 90. Appunto, come dice il nome, è una scarpa che diciamo girava molto in alcuni anni in particolare. Sì. Nei primi anni Tra i 2000 più o 90, meno. sì, nei primi anni, fine 90, inizio 2000, tra tutti gli spot che hanno fatto, li vedevamo ai piedi dei calciatori e soprattutto noi ci sentivamo Calciatori, assolutamente. Che ricordi hai, Anto, delle Total 90? un ricordo multiuso. Come me. Multipruffato, cioè. Assurdo. Comunque tutti quanti, ho visto anche i commenti in generale, a parte un po' di tipo il meme non ce la faccio, troppi ricordi, perché cioè, se penso a quelle scarpe penso alla villa comunale, all'asfalto, È al vero. Super Santos, da buste plastiche, cascinere, e poi la stessa scarpa la metti pure sabato e sera. Esatto, figli di comunione, battesimi e feste private. Tu le hai Infatti, avute? Sì, le ho avute. Furbi le hanno fatte di tantissimi colori, tra l'altro. Così uno potevo abbinare, potevo fare. Esatto. Sotto uno stile elegante, a croce, crocifisso. E poi la Total 90 sotto. E infatti ci stanno vari colori che noi oggi andremo a vedere. Spero che ce l'hanno tutti quanti. Spero che ne vedranno almeno uno. Altrimenti Ha avuto a Macapo Canale. e ce ne andiamo insieme. Andò ti presento il mio negozio. Diciamo Grand Vision. Grandi visioni. Però all'inizio è un bel posto. Qua secondo me d'affitto paghi abbastanza. E che appena si entra. Tra l'altro non mi ricordo nemmeno ero sta Nike qua. Vediamo la sensazione o vediamo le indicazioni. Anche in questi posti. Non si vedono mai le indicazioni. Io sono sempre tentato di andare a casa. Ma io sono sempre venuto a Di casa. non guardare niente, farmi attirare dalle luci. Ma se non è fatto pure apposta, diciamo, allora in molti centri, cioè nella maggior parte, penso in tutti in realtà, ci stanno le indicazioni, solo che hai nulla ci mai cercate. L'unica indicazione che cerco è dopo. Passi e torna a casa. Facciamo dopo aver speso i dindini. Anche perché oggi ragazzi l'ho detto, cioè costano queste Ci scarpe. si spugna oggi. Sì, oggi si ci spugna. Però lo sto facendo tutto quanto per voi. Quindi Perché i fan sono la nostra vita. Allora Ando ti faccio questa domanda pure a te perché la faccio sempre. Come lo leggi tu quel nome? Legami. Oh, legami. O legami. Come lo volete interpretare? Diciamo legami, per un senso un po' più Diciamo, spinto. sì, i più, Diciamo i più malati. pervertiti diranno legami. Infatti, allora, quando sto con Roberta, Legami o legami. Anto? Dipende da. Diciamo legami. Sì. Tra l'altro torniamo al centro Campania dopo un paio di giorni che ci siamo stati, che avete visto sul canale dei Fuse, la nostra challenge di chi spendeva meglio 5 euro per mangiare. In fast food. Quindi se non l'avete visto guardato. Non vedo le scale mobili che mi sa dovremmo usare. Prossimo video là, che Antonio pure lo vorrebbe fare. Diciamo go kart. Allora io in realtà uno avevo pensato di farlo dove è la Torre del Greco, dove c'è il football. Avevo pensato di fare, sai, uno tema Napoli Creators. Se non mi pariamo, perché ognuno ha il proprio telefono. Diciamo che sarà un divertimento puro per l'editor. In quel caso io. Facciamo grandi lavori di montaggio e smontaggio. Se vi piacerebbe vedere questo video fatecelo sapere qui sotto nei commenti, ve lo portiamo. Ditelo. Allora, qua c'è Footlooker, però io per il gran ritorno della Total 90, Vuoi andare dritto sì, da Nike, cioè nel alla senso casa madre? sì, poi se non ce Tipo l'hanno fresca appena fatta. sì, Antonio, nella vetrina non le vedo per il momento da Footlooker. Dovrebbe essere il pezzo di lancio, no? Sì. Si mette, diciamo, just do it. E quindi Anta. Altra scarpa che abbiamo indossato quando eravamo piccoli, la Timberland. Mamma mia, un mattone per. Mamma mia, però ci sentiamo fighi. facevi il polpaccio grosso per portare. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati. Nike. Buonasera.
Buonasera. Ciao. Ciao, che per il momento non le vedo. Sono le scarpe principali dovrebbero essere. All'ingresso dovrebbero lanciartele in faccia. Sì. Sì, la Total 90 cercavo, non c'è. Se più possiamo vedere se c'è nei magazzini. Ah, ok, ma in qualsiasi store della Nike non c'è, oppure... C'era prevista comunque il lancio. No, già è stato lanciato. Ah, forse già troppo lontano stato. Diciamo che ben comincia già a metà del 9. Sì, abbiamo iniziato benissimo. Queste ci somigliano tanto però. È vero, le Total 45. Sì. Altre scarpe che ho visto che sono uscite in questo periodo sono le Shox, che pure, Che che pure è una grande scarpa, diciamo, del passato. Tipo questa qua, l'ho vista da Silvestro, questa qua, mamma mia. Questa costa 70 euro, diciamo. No, di no. Ah, solo sul sito? Cioè non esistono... No, perché è stata rilanciata. Ah, ok. Sei fortunato se la trovi sul sito. Tu sei member Nike? No. Ok, scaricati l'applicazione in cui faccio vedere. Guarda questo codice qui. 12 seconds later. Diciamo che mi viene da ridere. Diciamo adesso come la mettiamo nome? Siamo partiti con un'idea di scarpa che diventerà un'altra scarpa. Anto, che può essere che diventa un'altra scarpa? Da Footruger mai dire ma. Anto? Allora ho dovuto fare in pratica nel momento in cui non avete più visto la registrazione, una registrazione al sito della Nike per diventare membro Nike. Vabbè, quindi entriamo, non so, non si può mai sapere da Footruger. comunque abbiamo testimoniato che è roba di epoca nostra. Assolutamente. Quindi niente, stavo dicendo, non la posso acquistare solo online. Cioè non la posso accattare. Per quello che così. ci hanno detto, sì, diamo uno sguardo. Nulla mi vieta che posso anche comprarla online, ma ti dirò, Anto, allora la scarpa che sta in questa vetrina io già l'avevo vista, sì, mi piace. Tra l'altro la scarpa è pure Andrea. È vero, sì. Le nuove Asics. Il colore che mi piace è questa qua. Cioè, proprio la stessa di Andrea. Infatti già io l'ho detto pure a lui. Molto abbinabile. Eh sì, un paio di scarpe comunque io me lo devo comprare. Sì, Andrea. Bello, ho fatto l'intro con le Total 90 però. Ci sta. Poi le Shox magari. Ciao. Anche le TN. LTN, è vero. Che io volevo prendere quelle là, Del Napoli. versione Napoli, Vire Napoli e Pomur, anche quelle. Allora, quelle che ci sono qui. Che colore è quella di sul tipo rosa? Sì. Vabbè, ma sarà femminile. Poi verde, grigio e bianca. Questa qua è carina, però è molto simile a quella del Napoli. Quel colore là. Poi sta rosa, questa qua. Poi le G-Shox, quella là di prima. Anche se la G-Shox tu sta ammortizzatura sotto. È nuovo? Non lo so. È retro, perché torniamo a quell'epoca là. Là stava solo dietro, se ricordo bene. È vero, io ce Davanti l'avevo. non c'era. Io ce l'avevo nera e gialla con gli ammortizzatori più schiacciati, però solo dietro, è vero. Mi ha fatto venire in mente sta cosa. Vabbè, vediamo altre scarpe. Vabbè, queste qua ce l'ho, proprio questo colore qua le Dunk. Pure queste ce l'ho alte, sempre di un altro colore. Le Samba. Diciamo Samba du Brasil. Sasso, samba, sasso. Samba. Poi. Non su queste qua, quella del lago. Queste più ricordano, oh no, erano così. È vero, ma questo è un altro ancora. Diciamo questa, Molto, diciamo, sobrie. queste sono le scarpe di Antonio. Sì, è vero. Oh, le New Balance. 5,50. Queste ce le ho. Indecision. Comunque attenzione alle TN, Ah, sì, Antonio. Attenzione alle si è accesa TN. una... Un barlume di speranza per le TN. Allora, qua stanno colori anche molto più sgargianti. Quelle del Napoli io già da un sacco di Napoli in realtà. L'edizione Napoli già da un sacco di tempo che le cercavo, lo sai, non le ho mai prese. Vediamo oggi. Calma. Andiamo a vedere da quest'altra parte stanno anche altre scarpe, tra cui le Asics. Qua solo questo è il reparto sobrio. Queste sì. Per i daltonici così, che giustamente... Non le riconosco, me ne metto una e basta. Le Converse, altra marca molto di quelle. Sì. Ma sempre di quelle, le Vans. Le Vans, cioè, erano scarpe veramente, sembrava che avessimo tutti gli stessi piedi. È vero. Erano tutti uguali quell'epoca. Oppure le Superga alte. Le super galte. Diciamo sono tornati nel 2000, siamo tornati. Che ricordo che manavano un bello lezzo dopo una giornata fatta di giochi. E quante volte passeggiate. si rompevano sotto, cioè si stracciavano proprio. C'era quella gomma sotto che si spostava. E quindi Il piede. restava aperta tipo così. Il piede si sposta dentro e fuori. Le scarpe della Ferrari. Anche queste ragazzi, ricordo esperienze anche di amici e compagni che emanavano un odore dopo averle usate. No, pestilenza. Diciamo, si dovevano solo buttare. Sì. Tu e pure il piede. Poi le Lacoste, però forse. Vabbè, Lacoste. Quando la costa. Vabbè, no, c'ha un prezzo fattibile, anche perché stiamo parlando dello stesso prezzo che probabilmente spenderò per altre scarpe, diciamo. Queste non le conosco, sono sincero. Le Cloud Tech Phase. Allora, questo colore quanto pure ci sta, anche se Io preferisco questa quelle- qua. Questa qua. Questa qua pure è neutra, cioè nel senso puoi abbinarla, puoi usare in diversi modi, che è la cosa più comoda del capo, parliamoci chiaro. Anche quando non devi pensare di abbinarle, sai che un colore è neutro, tu metti per... Diciamo tipo quelle che ho adesso io oggi. Guarda, ragazzi, poi ho detto scarpe sopra, guardate le mie scarpe.
Facciamo parte di quello che stiamo parlando, insomma. Siamo pure le categorie opposte. Tipo quelle là, le New Balance gialle. Questo è pure un modello che si stanno portando assai. sì. Sono le scarpe di Patrizio Chianese. C'è da Patrizio che Beh. ha sfondato per il suo evento. Le New Balance pure sono una bella sciarpa, sono comode. Andiamo a vedere quelle là più avanti, le TN. C'è la parte TN, c'è. Forse si accende il cuore. E anche il portafogli c'è. Spegne. Comunque sulle scarpe c'ho quella cosa di colpo di fulmine. Se ti piace proprio a primo Se impatto. si manna A colpito. questo è Anna S. Manna Infatti colpito, scarpa. ando, cioè quelle là, non so queste però, cioè questo. Lo ricordo, ma non so queste. No. Non so se ce le hanno oppure. Guarda, può essere pure che è finita. No, andiamo a vedere un attimo per curiosità. Dovrebbero essere queste, ma non lo so. No, ma infatti non so queste. Non ce le hanno più. Perché il nostro scritto Vino Napoli è un po' muro. No. Lo ricordano per il colore. No, manco più quelle c'hanno. Quindi, diciamo, cosa compreremo oggi? Un'auto. Un caffè giù al centro commerciale. Dalle Total 90 a una Donuts. Però vabbè, le tiene comunque restano scarpe che ci stanno. Cioè tipo anche queste Total Black. Queste qua tutte quante nere, dovrei misurarle, diciamo. Diciamo a impatto visivo, tornando al discorso di prima, queste qua tutte nere ci stanno. Sono belle. Tra tutte le TN, cioè almeno se dovessi sceglierne una per me sceglierei queste qua. Vabbè, misuriamo queste qua. 190 euro, Anton. Porca miseria, ma dobbiamo misurare sempre. Pure di volerle misurare, oppure misurare prima il prego. conto. Provo le Asics. A me le Asics piacciono. Colore questo qua? Sì, quello là beige. Vorrei misurare le Asics, quelle beige chiaro, beige scuro. Vediamo, signori. Mi piace. Ma pure sul tasto pantalone ci sta. Poi è pure comoda, però non riesco a capire se mi va stretta o mi va bene. Vedi se ci sta, vediamo. Ce la vedo un po' giusta, Spazio ce n'è poco, Secondo me mi farei anche consigliare da. 44. Starti bene ti sta bene. Anche questa è una G-Shock. Sì. Con gli ammortizzatori. Io misurerei anche l'altro. La 44 è meglio l'altra, no? Questa riga è troppo lunga come scarpa. Sensazione. Cioè però non va male. La vedo un po' troppo lunga. Però non è che Dalla c'è punta. un po' più di spazio. Sì, lo sai che devi vedere? Mo che cammini, Se me la sento là. se si piega pure, se si piega davanti, capito? Che come Ecco. se facesse. Come te la senti? Sono in difficoltà nel capire se mi va. E sono anche indeciso sul modello. Secondo me il modello ti sta. Però le TN quella nera pure le vorrei provare. Sì, va? No? Perché le TN qua 190 euro di scarpa. Ah, boia. Anto? Ci aveva già spugnato. Fatto 90. Facciamo 90. A few moments later. Questo è già. Che si Bella piace, no? faccia. Tanta roba. Questo è 43. Questo è 43, giusto? Io adesso vi dirò. Facciamo indecisioni, Diciamo di sì. Siamo due calzate completamente diverse. Però le TN super. Ma io vi dirò una cosa, la quale non ci crederai. Io le TN non l'ho mai avuto. No? Vero? Sì. Cosa sarebbe la E quindi, angelo o diavolo? Consiglio, le TN spaccano proprio già questo qua. Cioè a me piacciono queste qua Total Black. Le scarpe Total Black a me piacciono assai. Quelle pure sono belle, però ditelo anche voi nei commenti. Ma al di là della scelta che farà Giovanni, prima della scelta dite tra le due scarpe quale dovrebbe prendere. Misuro pure la 44. Quindi tu mi consigli le TN. Attenzione che questa potrebbe essere. La nuova scarpa ufficiale. Tra l'altro sta bene anche sotto, cioè in questo outfit sta vestito bene. Io ho questa, figurati. Ma sai cos'è che mi trae in inganno? È quella gomma davanti. La gomma davanti che non mi fa capissimo la buona larga. A few moments later. Prendo le TN. Ufficiale? Nere. Sì, 190 euro, nessuno sconto. Incredibile la scelta! Vai, la mia prima TN, non si dimentica mai. Da Total 90 a Total 190. Diciamo che non ci mettiamo niente a raddoppiare. Grazie mille. Ciao. Grazie, buon lavoro. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, Subito. un consiglio. Ho appena comprato delle scarpe. Più che un Fatemi sapere- consiglio, una penso. Dovete approvare questo. Cioè, nel caso di reso. Ecco, allora fatemi sapere se vi piacciono o meno. Quanto costano secondo voi? Questa? 2,25. A posto ci fatta a fare allora. Diciamo sto perdendo tutto per la via. Che numero avete, ragazzi? Noi Sì. scarpe 44. Questo che numero è già? 43. Sicuro che non è 44. Ah no, 44. Ah, Quindi, quindi ragazzi. ti pure regala. Sì. 200 euro Beh, fai 10 euro, 10 euro di guadagno. Quanto offri per queste scarpe? Scusa. Io? Sì. Per ora niente, perché tengo niente. Ah, sei rimasta sick pure tu? Sta a posto, vai. Sappiamo come ci abbiamo Allora, questo è stato un video molto strano da come è partito, perché è partito con l'intro delle Total 90. Siamo andati nel negozio della Nike, non abbiamo trovato le Total 90 per il Ci hanno motivo detto che vabbè, avete visto il Sì. video online. Poi siamo andati da Foot Locker e niente, abbiamo comprato queste qua. Fatemi sapere se vi piacciono, che voto date a questo acquisto. Date un bel voto perché ci speso quasi 200 euro di scarpe. Diciamo, non le comprerò più le Total 90. Però comunque secondo me sei stato coerente perché sei rimasto su un modello di scarpa sempre, non dico vintage, però
nostalgico. Esatto, di quell'annata là. Che hai svelato non aver mai avuto. No, è la prima ATN. Total Black, in tuo onore. Provare nostalgia per qualcosa che non si è mai vissuto. Quindi ragazzi, se questo video strano, penso il più strano del mio canale, ed è tanto a dire perché di video strani sul mio canale ce ne sono, vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, continuate a seguirci e noi ci vediamo in un prossimo video. E Waiu, ciao!